sono Roberto Zanca e questa sera vi preparerò una ricetta, il nostro risotto che presentiamo qui al SI e per tutti sicuramente gli spettatori di Venezia Channel. Abbiamo un risotto, un riso vialone nano della zona di Verona, lo abbiniamo con dei porcini, un porcino freschissimo, delle animelle di vitello, le nocciole, parmigiano e tartufo. Si dice che il riso deve cantare un po', no? Quindi comincia un po' a cantare, andiamo a sfumarlo leggermente con del vino bianco e poi proseguiamo la cottura. Io in questo caso non utilizzo brodo ma utilizzo un'acqua semplicissima e della cenere di verdure che mi faccio io, quindi è un brodo liofilizzato però che uso delle verdure fresche essiccate. Alla fine andrà mantecato semplicemente con del burro buono e un parmigiano. E poi per la guarnizione del piatto, quindi è un risotto slegato, le animelle andranno messe sopra, i porcini, la nocciola, una spuma di parmigiano fatta al sifone, quindi molto leggera e asiosa in bocca, e del tartufo. Allora, qua abbiamo le animelle, burro, un po' di rosmarino per dare un po' di profumo e facciamo la rosolatura, devono essere belle croccanti e poi alla fine asciutte dentro. Con il riso mancano un paio di minuti, poi quando è pronto lo togliamo e facciamo la mantecatura fuori dal fuoco con un minutino di riposo. E il porcino lo stesso lo tosto a secco, deve fare solo una leggera crosticina. Il risottino è pronto, 12 minuti dalla tostatura per un vialone nano, può essere bello cremoso, deve aver rilasciato tutto l'amido. Andiamo a versarlo al centro del piatto, andiamo ad aprirlo un pochino, qui al SI si possono degustare dei piatti unici, questo è considerato un piatto con una particolare, insomma, è un piatto che può essere considerato anche un piatto unico. Mettere qualche nocciole tostate, scagliettina di tartufo e infine un po' di parmigiano. Eccolo qua, questo è il piatto.